Nuovo capitolo della campagna per le amministrative di Vicenza, arrivata al rush finale del ballottaggio. Il candidato del Partito Democratico, Giacomo Possamai, annuncia che andrà in questura a fare denuncia per i vandalismi contro alcuni suoi manifesti elettorali. Il suo comitato ha mostrato un'ampia documentazione fotografica. Sui manifesti, come si vede, qualcuno, accanto alla foto di Giacomo Possamai e al suo slogan "E ora?", ha aggiunto con vernice rossa due lettere PD, con evidente riferimento al partito di appartenenza del candidato per il ballottaggio di Vicenza, che è anche capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico. Sui manifesti deturpati, il comitato Possamai Sindaco fa sapere che sono una mancanza di rispetto per la democrazia e i cittadini. Noi però, conclude il comitato, non ci facciamo intimidire e proseguiamo la nostra campagna come l'abbiamo fatta sin dall'inizio, con il sorriso e la forza delle idee.